Pronti? 1, 2, 3. Buona la partenza con Baby Spritz in vantaggio. Vediamo intanto all'esterno, ci sembra My Love Zen che va ad impegnare, no, è Brezzagrad, mentre in corda in seconda posizione Bella Stella. Brezzagrad cerca di ricavarsi un posto alla corda ma non c'è, e così primi 400 in 30 secchi con partenza da fermo, quindi ora Nina è a più di 20 metri, a una quarantina di metri di ritardo dalla testa, perché c'è stata appunto una frazione molto molto veloce del primo quarto di gara, quindi Annina è partita con cautela, ora deve risalire, ma ovviamente alla fine la spesa iniziale verrà dalla sua parte. Annina sta ricucendo il gap con i primi e ora è a ridosso di Bella Stella in seconda posizione e va su Baby Spritz. Tanto il chilometro in 1,16 con Annina che arriva a ridosso di Baby Spritz e l'impegna. Le due allieve di Andrea Sarzetto dunque vicine, con a contatto Bella Stella, più indietro Brezzagrad, ancora My Love Zen e Avio Stella. Cavalli che sono ora nell'ultimo giro di gara, metà della penultima piegata, con in vantaggio sempre Baby Spritz all'esterno Annina, che per ora non forza, a contatto Bella Stella, poi My Love Zen. 500 su per giù alla conclusione, con Baby Spritz che si mantiene in vantaggio e Annina al suo esterno che prova ad impegnarla, ma Baby Spritz per il momento mantiene ancora una lunghezza di margine e sembra in grado di accelerare. Nella sua scia c'è Bella Stella, cavalli a completamento della curva finale, a retta d'arrivo, e Baby Spritz attaccata da Bella Stella nel finale. Bella Stella in grado di passare agevolmente per vincere sulla stessa, mentre per il terzo forse ancora Annina riesce a salvarsi da My Love Zen, ma è da rivedere anche questo arrivo. 1,16 il ragguaglio finale con 29,8 a chiudere, e Bella Stella dimostra la sua condizione e che anche quando è trainata può veramente sprintare molto molto forte. Annina, vediamo se riesce a salvare il terzo posto. Da queste immagini parrebbe di sì, nei confronti di Brezzagrad, ma naturalmente aspettiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, mentre per la vittoria sicuramente Bella Stella e Sandro Capenti si aggiudicano un bel centrale qui all'Arcoveggio. Il training di Sandro Capenti stesso per il signor Massimo Altagliati.